Buongiorno, ben ritrovati a Focus TG, un sabato 26 aprile molto particolare in una Roma blindata. I funerali di Papa Francesco che sono iniziati alle 10 di questa mattina, 200.000 persone in piazza San Pietro che appunto stanno assistendo a questo saluto, questo importante evento che vede presenti non solo tantissime persone ma anche i grandi della terra, Trump, Zelensky. C'è una Roma, dicevamo, blindata perché c'è anche questo, vediamo intanto un po' di immagini, c'è anche questo particolare inedito del corteo che porterà la bara di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. Sentiamo velocemente un passaggio intanto della cerimonia che è ancora in corso. Misericordie tue, Padre clementissimo, affidiamo alla tua misericordia il nostro Papa Francesco, che tu hai costituito successore di Pietro e pastore della Chiesa, annunciatore intrepido della tua parola e fedele dispensatore dei divini misteri. Ammettilo, ti preghiamo, nel santuario del cielo, a godere dell'eterna gloria con tutti i tuoi eletti. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che nella tua bontà gli hai concesso per il bene del tuo popolo. Allora, questo è quello che sta accadendo in questo momento in piazza San Pietro. Poi continueremo a parlare ovviamente di questa importante cerimonia. Ci collegheremo anche con uno dei tantissimi veneti, sono migliaia di veneti che sono presenti in piazza San Pietro, non solo la protezione civile ma anche ovviamente tantissimi fedeli e anche tantissimi giovani, perché in questi giorni a Roma ci sono i giovani del Giubileo, degli adolescenti che erano previsti appunto a Roma per incontrare il Papa e incontreranno loro malgrado il Papa per questo ultimo saluto, e poi ovviamente il corteo fino a Santa Maria Maggiore. Quindi fra poco ritorneremo a parlare dei funerali del Papa. È un Focus TG particolare oggi perché parleremo di tanti addii. Fra poco torneremo a parlare anche dell'addio a Giancarlo Gentilini, ma intanto andiamo a Valdagno perché questa mattina si sono tenuti i funerali di Leone e Francesco, i padre e figlio morti nella tragedia del maltempo, inghiottiti dalla voragine a Valdagno. Ha seguito per noi la cerimonia, e lo vedo in diretta, Daniele Garbini insieme al sindaco di Valdagno. A te, Daniele. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Confermo, questa mattina proprio alle nostre spalle nel Duomo si è svolta la cerimonia proprio per i due padre e figlio Nardon, con me Maurizio Giordani, il sindaco di Valdagno. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Ecco, è stata una cerimonia proprio, si è conclusa mezz'ora fa con un grandissimo applauso. Questa piazza un attimo fa era piena di una centinaia di cittadini, non solo di Valdagno, che hanno voluto in questo modo insomma tributare la loro vicinanza, ma è stata tutta la cerimonia comunque improntata sul sentimento proprio di famiglia. Sembrava proprio questo, perché diciamo subito, l'abbiamo anche detto con i nostri servizi, Leone e Francesco erano assolutamente molto inseriti nella comunità, avevano una serie di interessi, di iniziative su vari ambiti, soprattutto questo non solo di Valdagno ma anche in tutti i comuni della vallata, ricordiamo, vero? E questo fosse il tratto saliente di questa cerimonia oggi. Sì, oggi abbiamo avuto la conferma visibile di quanto Francesco e Leone fossero importanti per la comunità e soprattutto che la comunità si sia unita per stare vicino alla famiglia che adesso sta vivendo il momento più difficile. E per comunità non intendo solo la comunità della città di Valdagno ma anche di tutta la valle. Erano presenti tutti i 5 sindaci oltre a me di questa vallata, perché i problemi che abbiamo vissuti li abbiamo vissuti tutti insieme e c'è la consapevolezza in tutti noi, in tutta la vallata, che una tragedia di questa entità, questa vallata non l'aveva mai vissuta. Ecco, ricordiamo che c'è un'indagine in corso, c'è un'accusa anche di un fascicolo della procura che indaga per omicidio plurimo colposo. Insomma, ci sono delle cose che vanno chiarite questa mattina, forse è il momento del cordoglio. Ecco. Sì, credo che oggi sia, diciamo, il nostro pensiero vada alla famiglia
ai familiari, al ricordo che ci lasciano, all'esempio che ci hanno lasciato Leone e Francesco. Poi è giusto che gli enti preposti facciano il loro dovere e che il processo vada avanti. Però oggi è il giorno dei sentimenti e del supporto alla famiglia, di sentirci uniti come comunità, perché quello che abbiamo vissuto e anche quello che dobbiamo affrontarlo insieme. Ecco, tanto allora, restando sulla cerimonia, ricordiamo che è iniziata alle 9:30 con l'arrivo delle salme proprio qui sul Sagrato, e poi c'è stata una mezz'ora prima della vera e propria cerimonia in chiesa, la messa, proprio con il ricordo di tante testimonianze. Ricordiamo per esempio l'associazione dei carabinieri in cui era inserito il Leone, gli scout per cui si erano impegnati, la banda di Francesco Cornedo, tanti amici che proprio hanno voluto proprio spontaneamente unirsi in quel ricordo, e nelle loro dimostrazioni proprio hanno fatto capire di persone sensibili, inserite poco avvezze magari ad apparire, ma badavano alla sostanza, come il servizio. Il sacerdote ha voluto ricordare che sono morti, ricordiamo, mentre volevano prestare la loro opera con Protezione Civile, che era presente. Questo esempio, si parlava proprio di servizio da un modo da esempio, ecco, da prendere esempio. Sì, credo che sia stato importante che, anche se loro appunto erano molto riservati nelle loro attività, questa, la possibilità di aver visto cosa loro facevano sia importante come esempio per tutti noi, perché questo esempio ci può aiutare a diventare tutti artefici di supporto per la nostra valle. Ecco, prima di concludere, la cerimonia è finita con parole di Giulia e Anna proprio che, commosse, hanno rimpianto di non aver avuto tutto il tempo che avrebbero voluto dedicare, che il papà fosse vicino a loro e al loro figlio più piccolo. C'era anche necessità di essere vicini alla famiglia adesso. Assolutamente, credo che oggi abbiamo vissuto l'apice del dolore, però quello che sarà importante sarà da domani essere vicini alla famiglia. Noi abbiamo dato pieno supporto per qualsiasi necessità la famiglia avesse bisogno, di essere vicini a loro, e anche tutte le categorie che hanno dichiarato ad esempio il lutto cittadino e hanno preso iniziativa, è la conferma che tutti sono a disposizione per aiutare. Grazie intanto Sindaco, buon lavoro. Grazie a voi e buona domenica. Ecco, con questo per il momento da Valdagno è tutto, a voi la linea. Grazie a Daniele Garbini, Simone Squarcina, grazie al Sindaco di Valdagno. Intanto la coda di quelle giornate difficili per il maltempo nel Vicentino continua a farsi sentire sul fronte dei danni, come ad esempio a Cornedo Vicentino. Siamo in un tratto di pista ciclabile che sormonta l'argine del Lagno, in località Tomasoni di Spagnago, dove la furia dell'acqua, la piena eccezionale di giovedì scorso, dovuta alla bomba d'acqua che ha colpito tutta la valle, ha divelto completamente l'argine, trascinando con sé la pista ciclabile. Ora si lavora per il ripristino. Sono intervenuti immediatamente, stanno ripristinando in questo momento l'argine, anche in previsione di eventuali nuove perturbazioni. E il mio territorio è un territorio che è martoriato da quasi una quindicina di frane tra pubbliche e private, cantine sott'acqua, mobili distrutti, garage altrettanto. Stiamo facendo la stima dei danni che sommariamente possiamo quantificare in questo momento in circa 3 milioni di euro. E proprio mentre si stila una prima conta dei danni del maltempo della scorsa settimana, si affaccia una nuova perturbazione che porta con sé una nuova allerta fino alle 14 di venerdì 25 aprile, in cui si segnala la fase di attenzione per criticità idraulica lungo l'asta del Lagno Guà. Sul territorio è presente il Genio Civile, come alle mie spalle, è presente anche Alta Pianura Veneta per liberare le reti idriche secondarie, valli e ruscelli che confluiscono nel Lagno, e questa è una situazione ovviamente emergenziale. Si interverrà in questo momento in somma urgenza, in attesa, speriamo che il Consiglio dei Ministri si esprima nello stato di calamità. Torniamo a Roma, è iniziata la seconda parte della grande cerimonia per il saluto a Papa Francesco, perché adesso inizia il trasporto della bara di Papa Francesco e quel corteo, verso Santa Maria Maggiore. Ora vediamo in diretta un po' di immagini.
l'omelia del Cardinale Re. Ha parlato della voce di Papa Francesco contro la guerra e ha detto: ora prega tu per noi. Sulla bara l'avete vista, il Vangelo sfogliato dal vento, e adesso è iniziata questa seconda parte con il trasporto della bara a Santa Maria Maggiore. Questa decisione di essere sepolto a Santa Maria Maggiore, che lo stesso Papa aveva raccontato in un sogno della stessa Maria, che gli aveva detto la tua tomba sarà lì. E quindi questo particolare ancora una volta fuori dal protocollo, come sempre stato Papa Francesco, e che quindi ha costretto di fatto l'organizzazione blindatissima di Roma anche a questo corteo verso Santa Maria Maggiore. Lo dicevamo, migliaia i veneti presenti, giovani, meno giovani, anche la protezione civile, 200.000 persone in piazza San Pietro, i grandi della terra a partire da Trump e Zelensky. Nel frattempo, mentre vediamo invece anche le altre immagini che ci sono arrivate, c'è anche una bella immagine della polizia che dall'alto mostra come si presentava piazza San Pietro poco prima dell'inizio della cerimonia, e anche la presenza della protezione civile a Roma in questo momento. Nel frattempo, come sapete, subito dopo la cerimonia di addio a Papa Francesco inizierà, insomma, subito dopo, tra il 5 e il 6 di maggio, fra qualche giorno, ma già ovviamente i cardinali sono presenti, inizierà il conclave. E come si è detto in questi giorni c'è una rosa di nomi di papabili, ovviamente anche da tutto il mondo, che rappresentano le varie anime della Chiesa del cattolicesimo in tutto il mondo, ma c'è anche la ipotesi molto forte dell'elezione al soglio pontificio del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, vicentino di Schiavone. Allora, in questi giorni abbiamo raccontato nella nostra redazione di Bassano come si vive questa attesa di un possibile Papa veneto e vicentino, quindi il primo Papa veneto dai tempi di Albino Luciani. E allora vediamo una parte di questo viaggio di Monica Smiderle nella Schiavonna di Pietro Parolin. Il cardinale Pietro Parolin è nato in questa casa al civico 43 di via Roma, in centro a Schiavone, il 17 gennaio del 1955. 70 anni appena compiuti, è stato il capo della diplomazia della Santa Sede durante gli anni di pontificato di Papa Francesco. Ora potrebbe diventare il suo successore, da molti è indicato come il più papabile dei cardinali, anche per i bookmakers è il favorito. Una storia, quella del cardinale Pietro Parolin, che parte da questo piccolo paese dove lui torna appena può, dove ha mantenuto anche la residenza. Schiavone, 2600 anime, tutti tifano per Don Piero. Tutti quanti sono tristi, diremmo, per la mancanza del Santo Padre, ovviamente, e questo è un momento dove non ci si può esimere da questo. E tutti tifano per il nostro Don Piero, come si fa a chiamare lui. Nell'ufficio del sindaco c'è la foto di Papa Francesco e di Don Piero. Quando torna a casa preferisce arrivare con la sua macchina o in treno, senza scorta, senza clamori, per essere soltanto Pietro, un comune cittadino di Schiavone, l'amico di tutti, come ci racconta il cugino. È sempre stata una persona molto umile, molto disponibile anche con le persone del paese, nonostante avesse cioè il fatto di dove sia arrivato così, però lui se passa per di qua, entra, saluta. Anche se diventasse Papa lo chiamerò sempre Pietro, quindi non ho quel problema con lui sicuramente. Fin da piccolo ha dimostrato capacità superiori alla media e un legame fortissimo con la Chiesa. Lui giocava con noi, giocava pochino, perché noi eravamo tutto calcio e tutte queste cose qua. Lui invece la sua vita era un po' più riservata, studiava tantissimo, ma lui era già 3 gradini, 4, 5 sopra di noi da quel punto di vista.
Cioè se noi facevamo la terza media lui poteva fare la quinta superiore. C'era anche un mio zio che era molto religioso che diceva questo qua sicuramente minimo diventa vescovo, ma quasi pensiamo forse diventerà anche papa. Cioè lo diceva ancora quando lui aveva 7, 8, 10 anni, così insomma. E a Schiavone sono già pronti a partire per Roma. E anche i parroci di Schiavone Longa ci raccontano di un uomo umile, ma al tempo stesso un grande diplomatico e pronto a un ruolo come quello di pontefice. In questa chiesa il cardinale Pietro Parolin è stato battezzato e poi è cresciuto spiritualmente fino alla vocazione. Poi sono arrivati gli anni del seminario, dove ha avuto modo di conoscerlo anche Don Luciano Attorni, l'attuale parroco di Schiavone e Longa. Piero Chiesa, perché lui di fronte alle discussioni teologiche e anche bibliche sulle interpretazioni bibliche e le correnti teologiche, quando le cose un po' si scaldavano troppo diceva così è la Chiesa, e quindi Piero Chiesa. Ed era un ragazzo semplice, intelligente. Fin da bambino amava giocare alla messa, un altare improvvisato a casa per essere un piccolo sacerdote. Si faceva preparare nella garage di casa un altarino, in latino evidentemente, perché allora c'era la messa in latino, per cui... E quando i suoi amici non volevano fare i chierichetti si metteva a fare il prete da una parte e poi si andava dall'altra parte. Don Luigi Chemello, per molti anni parroco di Schiavone, ora in pensione, parla di una bella amicizia con Don Piero. Con Don Piero abbiamo sempre tenuto confidenza e relazione, anche quando era a Caracas tenevamo proprio corrispondenza attraverso internet. È sempre stato una persona amabile, amichevole, anche amava tenere relazioni con gli amici. Quando veniva a casa di solito ci sentivamo, veniva a celebrare qua nella sua chiesa. Queste dunque le aspettative a Schiavone per quanto riguarda il cardinale Pietro Parolin. Allora, adesso, in attesa di collegarci con i nostri prossimi inviati, andiamo a parlare dell'altro addio. Abbiamo detto che sono giorni di addio. Abbiamo visto l'addio questa mattina a Valdagno di Leone e Francesco Nardon, morti nella tragedia della voragine che si è aperta sotto la loro auto nelle giornate difficili per il maltempo. Abbiamo visto qualche flash dell'addio a Papa Francesco con migliaia di veneti presenti. C'è un altro addio, un addio invece che ci sarà martedì alle 15:30 alla chiesa di San Nicolò a Treviso, l'addio a Giancarlo Gentilini che abbiamo raccontato in questi giorni. Si sta organizzando ovviamente quello che sarà un funerale, un addio molto partecipato. Si parla anche ovviamente di un corteo che dopo i funerali dovrebbe attraversare la città di Treviso nei punti simbolo di Giancarlo Gentilini. La Camera Ardente dovrebbe essere predisposta per lunedì mattina. Intanto continuano i ricordi di Giancarlo Gentilini. Uno in particolare raccolto ieri dalla nostra Daniela Sizzia e Francesca Bozza è quello del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che ha assistito gli ultimi istanti Giancarlo Gentilini proprio in ospedale. Era grande amico di Gentilini. Sentiamo le sue parole. Giancarlo è stato stoico anche nella malattia. Si incrina la voce di Francesco Benazzi quando parla di Giancarlo Gentilini, che lui conosce fin da bambino, ed il direttore generale gli è stato accanto fino all'ultimo. Io, andandolo a trovare anche col mio direttore sanitario, lui una battuta l'aveva sempre ed è stato, devo dire, fino all'ultimo attivo, se non l'ultimo sorridente, se non l'ultimo, insomma, i Gentilini che tutti noi ricordiamo. Ci ha lasciato un'eredità pesante, dice, pesante perché sarà difficile trovare uomini come lui, e bella perché è un ricordo stupendo. Trattiene le lacrime e ci racconta i tanti momenti vissuti con lui. Mi viene in mente quando mi chiamava Boccia,
perché alle giornate degli alpini mi chiamava Boccia quando andavo anche con mio papà, poi mi chiamava Boccia perché ero un Boccia, ecco, per lui, ma credo che è un modo affettuoso ovviamente di parlare di una persona. Io lo ricordo come un grande uomo, sempre disponibile. Parla come un fiume in piena. Gentilini ci dice era un uomo di cuore, una persona limpida, sincera. Quello che pensava lo diceva. Io ricordo questo, anche se è una cosa molto personale, ma credo che lui mi scriveva, mi ha scritto tanto, io le ho tutte le lettere di Giancarlo Gentilini e mi diceva: mi raccomando, guarda, ti dico, queste cose non vanno bene in ospedale, no? Non va bene sta cosa. Non te lo dico per fare un rimprovero a te, perché so, me lo scrive, che comunque ti cerchi di darti da fare in qualche modo. Lo faccio per i miei cittadini, perché tu possa capire che i miei cittadini hanno questa sofferenza. Amava la sua città, amava Treviso profondamente. Treviso non perde niente, perché credo che il ricordo di un grande uomo resti sempre impresso, ecco, nella mente delle persone, almeno in quelle della mia generazione e anche più giovani di me. E Treviso perde comunque una figura importante, uno di noi che aveva un ruolo importante, che amava la sua città. Lui amava profondamente Treviso e amava i trevigiani. Gentilini era amico del papà di Francesco Benazzi, entrambi alpini, artiglieri da montagna. Mi sono commosso perché io affianco a Giancarlo Gentilini la mia giovinezza, fatta appunto, è un ricordo anche del mio papà, e sono contento che si troveranno, no, in cielo e sicuramente si parleranno. Queste le parole di Francesco Benazzi e poi le parole ovviamente della famiglia di Maria, la moglie, del figlio che in questi giorni vi abbiamo raccontato. Sentite lì. Accanto a Maria e al figlio Antonio, gli amici di una vita, stretti attorno alla famiglia, un abbraccio il loro immenso. In queste ore difficili dove i ricordi diventano preziosi, la moglie di Giancarlo Gentilini ci parla degli ultimi momenti dove assieme a loro c'era anche Beppi Basso, amico fraterno dello sceriffo. Era stato bene fino alle 12, poi la situazione è precipitata. Comunque si è addormentato molto serenamente. Che cosa le mancherà di più? La sua presenza, perché qua riempiva la casa, cioè, parlava con gli amici, faceva arrivare amici, io non avevo niente in contrario, li accettavo, sono diventati anche amici miei e adesso la casa è vuota. Quando Antonio parla del papà gli si illuminano gli occhi. Il papà figura molto presente, molto importante, non severa con noi, ma sempre giudiziosa, presente quando gli chiedevamo qualcosa, ma soprattutto una persona che ci diceva: fai l'onesto e non avrai paura di niente, quindi testa alta sempre. Lo spirito alpino lo avevamo e quindi posso dire che qualcosa di lui ho preso. Messaggi, mail, visite, la famiglia è stata travolta dall'affetto di tantissime persone. Il piacere è che tutti ne parlano bene, non è che ne parlano per far critiche o qualcosa, qualcuno va bene c'è, però ne parlano sempre bene, però clonarlo, come dice lui, è difficile perché il Signore il stampo lo ha già buttato via. Gli amici di una vita, quelli rimarranno sempre. Sì, guarda, sono amici veramente, amici. Sergio Povegliano, l'Anna, Dino, altri amici che sono andati via, mio figlio, quindi sicuramente non sarò sola, però sentirò sicuramente la sua mancanza. Gli amici ascoltano con il dolore nel cuore. Ci siamo visti 2 domeniche fa, che ho venuto a mangiare nella mia nuova casa, però mi manca un papà. Io ce l'avevo uno da tanti anni fa, ma questa era una cosa. Tu ci hai detto: ho perso un grande amico. Esatto, un grande uomo, un grande amico, un grande personaggio, più di un fratello. A casa Gentilini cala il silenzio, attorno le foto, i quadri di una persona che ha saputo amare ed unire tante persone. E poi gli avversari che seppur divisi politicamente hanno riconosciuto e riconoscono al
allo sceriffo Gentilini il suo modo nuovo di essere sindaco in mezzo alla gente. C'è una polemica di queste ore legata a un corteo ieri sera a Treviso dei centri sociali in occasione del 25 aprile, ma ne parleremo fra poco con la nostra Francesca Bozza. Intanto gli avversari politici storici che riconoscono la sua figura. Sentite. Io con Gentilini ho avuto sempre delle grandissime battaglie, vi ricordate che gli avevo tirato perfino i carciofi l'8 marzo perché era contro, diciamo così, un certo mondo femminile, però lo rispetto, è stato comunque un uomo che ha segnato questa città, molto amato, e noi dobbiamo imparare il fatto che bisogna essere servitori delle proprie città, non pensare alle proprie carriere politiche, ma pensare a fare il bene della città. Lui a suo modo l'ha fatto, io non condividevo molte cose, ma a suo modo l'ho fatto e io per questo lo rispetto tantissimo. Antonella Tocchetto conosce molto bene Giancarlo Gentilini, lui sindaco, lei tra i banchi dell'opposizione. Ricorda gli scontri, le battaglie a Palazzo dei 300, riconoscendogli però poi l'indiscusso attaccamento alla sua gente e alla sua città, quell'impegno che evidenzia anche Stefano Pelloni, seppur come la collega fosse lontano dalle idee dello sceriffo. Per certi versi ha diviso con le sue sparate, il suo sempre spesso sopra le righe, però devo dire anche ha fatto anche spesso da maestro per tanti giovani amministratori, per tanti sindaci, ha interpretato il ruolo del sindaco eletto direttamente in una maniera che probabilmente ha fatto scuola per moltissimi sindaci. Certamente dopo di lui qualsiasi sindaco della città non potrà non essere al servizio 24 ore su 24. Nonostante le divisioni sul piano politico, gli avversari di Gentilini, anche al di fuori della città di Treviso, gli riconoscono il suo modo rivoluzionario di vestire i panni del sindaco. Però bisogna riconoscere a Giancarlo Gentilini un merito. Uno è quello di aver saputo ascoltare le persone, quindi rappresentare, proprio incarnare la politica di prossimità. Giovanni Manildo nel 2013 strappò la poltrona da primo cittadino a Giancarlo Gentilini, mettendo di fatto fine alla lunga amministrazione leghista della città. Tra noi, dice oggi Manildo, c'è sempre stato un grande rispetto, ci volevamo bene al di là della diversità politica. Ha forgiato un nuovo modo di fare il sindaco, un sindaco che stava di più in mezzo alle persone rispetto che all'interno dei palazzi. E mi piace ricordarlo con un aneddoto scherzoso che mi diceva: Giovanni, te che ha fatto l'alpino, te che ha fatto il P10, ma te sei del PD, dove sei che te che ha sbagliato. Queste le battute di Gentilini, e poi ci sono i suoi alpini che lo omaggeranno evidentemente già dalle prossime settimane, quando ci sarà il momento della adunata nazionale degli alpini. Sicuramente che porteremo nel cuore sicuramente a Biella la prossima adunata, e vedremo, anche se sappiamo che le regole dell'organizzazione sono abbastanza rigide, se potremo in qualche modo portare anche qualche elemento tangibile per poter far sì che la sua presenza che ci sia anche in questa occasione, in questa prossima nostra adunata. La volontà della sezione ANA di Treviso è quella di ricordare durante la dunata di Biella l'alpino artigliere Gentilini. Giancomina ne parlerà con il presidente nazionale Sebastiano Favero, chiedendo, se possibile, una deroga, visto che le nuove regole non ammettono la presenza allo sfilamento del cuscino con il cappello dell'alpino andato avanti. Credo che sia doveroso da parte nostra chiedere questa deroga. La notizia della morte di Gentilini è stato un duro colpo, spiega Giacomina, ancora di più perché è arrivata proprio a ridosso della dunata. Che ci avrebbe Giancarlo aiutato anche con la sua carica, la sua energia a questo importante appuntamento. Ecco. Giancarlo Gentilini, fiero di indossare il cappello d'alpino, incarnava appieno i valori del corpo, principi al centro anche del suo impegno da sindaco. I principi forti che lui e le sue convinzioni che riflettono poi i valori della nostra alpinità si vedevano anche nel concreto con la sua attività di sindaco. Sempre presente da primo cittadino alle adunate, una figura, quella di Gentilini, che mancherà alle penne nere. Per noi alpini incarnava l'essenza dell'alpinità, con la sua energia, con la sua serenità, perché aveva sempre il sorriso, e anche con le sue proposte e le sue convinzioni. Abbiamo perso un riferimento importante degli alpini trevigiani, perché
la sua energia, le sue proposte, le sue convinzioni da alpino vero qual era, effettivamente vivono e ci hanno aiutato molto. Lo dicevamo, è una giornata di addii, allora questo è l'addio a Gentilini che ci sarà alle 15:30 di martedì a Treviso. Torniamo invece a Roma dove abbiamo un inviato speciale per questi funerali, è un amico di Focus, spesso ospite del direttore Luigi Bacialli nella trasmissione serale, Massimo Venturato, commercialista molto noto ma anche giornalista che si trova proprio a Roma per i funerali. Venturato, mi sente? Sì, la sento forte e chiaro. Buonasera, buongiorno anzi, buongiorno. Allora, abbiamo visto un po' all'inizio tantissime persone, stiamo vedendo ancora fra poco delle immagini di questa mattinata. Allora, intanto le emozioni da fedeli, da Veneto, insomma, per questa giornata davvero storica. Un'emozione fortissima per un funerale di un Papa come Papa Bergoglio, assolutamente vicino agli ultimi e bisognosi, quindi nella massima fede cristiana. Io ero seduto vicino nel settore del popolo di Dio, devo dire che c'è stato gente, ho visto gente piangere al funerale, c'è stata una forte emozione, un ricordo, grandi applausi. La prefettura dà un dato, ma anche la stampa vaticana, di circa 200.000 persone di partecipazione, ne hanno portato il saluto al feretro nei 3 giorni 250.000 persone, ma poi la presenza di molte autorità, tra le quali ricordiamo anche il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e 160 delegazioni di paesi stranieri, 4.000 volontari al lavoro, un lavoro enorme, un'organizzazione impeccabile per un Papa che ha ricordato il Cardinale Re, che ha fatto l'omelia al rito funebre. È stato un Papa non solo vicino ai bisognosi, ma soprattutto un Papa presente nella parola, nel posto, con i suoi 47 viaggi apostolici nel mondo. Ha concluso da Re ricordando che il Papa, le ultime parole erano rivolte contro la guerra. Ha detto Papa Francesco: la guerra fa solo morti, distrugge ospedali, distrugge scuole, non serve a nulla. Queste sono le ultime parole di testamento del nostro Papa che ci ha lasciato. Senta, è una giornata particolare, dicevamo, perché come sempre ci sono i grandi della terra presenti a Roma, ma mai come in questa volta la presenza dei grandi della terra, parlo di Trump e di Zelensky, assume un significato particolare. Sì, un significato particolare, anche l'assenza di Vladimir Putin, che ha mandato la sua ministra degli esteri come presenza, ma Trump si è ripromesso, non so se ci è riuscito dopo la cerimonia funebre che è terminata da pochi minuti, si è ripromesso di parlare con tutti, ha detto l'occasione è quella di riuscire a mandare un messaggio. Lui dice e continua a insistere, Donald Trump, Putin al tavolo ci vuole stare, la guerra si può chiudere. Senta, in questo momento è in corso il passaggio verso Santa Maria Maggiore, così? Sì, in questo momento sta andando verso Santa Maria Maggiore, dove Papa Bergoglio ha lasciato in testamento che le sue esequie vengano riposte sulla terra nella Basilica di Santa Maria Maggiore e quindi fuori da quello che è l'abitudine di sepoltura dei papi, in un ambiente completamente diverso, in una sepoltura molto molto umile. Ecco, l'ultimo flash che le chiedo da cronista, diciamo, si diceva proprio per questa anomalia, ancora una volta lo dicevamo, Papa Francesco ha rotto il protocollo per l'ultima volta, diciamo, la forza d'ordine, diciamo, deve essere imponente. Cosa si è potuto vedere dell'enorme macchina per la sicurezza? Ma io ero qui a Roma già da ieri sera, devo dire che ho visto uno spiegamento di forze eccellente a tutti i livelli. Devo dire che hanno chiuso con molta dovizia di particolare, in maniera ad anelli, tutta la zona vaticana, in maniera da evitare che ci siano concentrazioni pericolose. Ecco, una cosa veramente encomiabile, l'organizzazione che c'è stata da parte della Prefettura di Roma assieme al Ministero dell'Interno e a tutti gli organizzatori.
Benissimo, la ringrazio Venturato, allora continui ovviamente a seguire, poi magari questa sera ci darà qualche contributo, grazie davvero. Grazie a voi, a risentirci. Grazie davvero, andiamo velocemente in pubblicità, poi torneremo a Treviso per parlare di Giancarlo Gentilini. Rieccoci in diretta, siamo tornati a Treviso, la nostra Francesca Bozza insieme a Francesca Pezzo si trova nel luogo dove martedì pomeriggio ci sarà l'addio a Giancarlo Gentilini da parte della sua Treviso. Francesca, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Insieme a Francesca Pezzo siamo all'interno della chiesa di San Nicolò che ospiterà appunto martedì alle 15:30 i funerali di Giancarlo Gentilini officiati dal vescovo Tomasi. La macchina organizzativa si è messa in moto questa mattina prestissimo con le prime riunioni a Casugana. Si stanno definendo i dettagli della cerimonia, chiaramente in primis per quanto riguarda proprio il comune, tutto quello che è il servizio d'ordine. Si sono attivati gli uomini e donne della protezione civile, i vigili, la polizia locale, gli alpini, apriamo una parentesi importante Nicola, abbiamo sentito prima il capogruppo di Treviso, degli alpini, delle Penne Nere, che andremo poi ad intervistare, che ci spiegava che tra le ultime volontà del sindaco Gentilini c'era quella di essere accompagnato nel suo ultimo viaggio da 6 alpini fino all'altare. Dunque questa sarà il ruolo delle Penne Nere, che poi chiaramente intoneranno le canzoni, alcuni canti tipici del corpo. Ci sarà il tenore Francesco Grollo durante la cerimonia e chiaramente insomma bisognerà pianificare anche quello che potrebbe succedere dopo. L'abbiamo già detto ieri, con la volontà del sindaco Conte di poter far dare alla città un ultimo abbraccio a Gentilini, facendo così passare il feretro nei luoghi simbolo della città. Chiaramente idee che dovranno essere condivise con la famiglia dell'ex sindaco. Poi una volta che il programma sarà pianificato, chiaramente tutto dovrà essere concordato, condiviso con questura e prefettura, proprio per quello che è il servizio d'ordine, considerando che martedì a Treviso arriveranno anche esponenti della politica nazionale, quasi certa la presenza del ministro Nordio, dovrebbe esserci anche il ministro Salvini, possibile la presenza del presidente della Camera Fontana, e dunque insomma un servizio d'ordine che dovrà essere organizzato nei minimi dettagli. Camera ardente che dovrebbe aprirsi lunedì, molto probabilmente a Casugana, per consentire ai trevigiani, ma forse anche a molti cittadini fuori Treviso che apprezzavano e che amavano Gentilini, di dargli un ultimo omaggio. Poi martedì da Casugana il feretro attraverserà alcune vie della città prima di arrivare qui nella chiesa di San Nicolò. Qui c'è il custode della chiesa, vuole che usciamo, Flavio preferisce che usciamo meglio, allora usciamo, siamo sempre in un luogo sacro, quindi Nicola, raggiungiamo l'esterno della chiesa di San Nicolò con Flavio Moretto, che è custode e che è in stretto contatto con il sindaco Conte proprio per l'organizzazione. Le chiedo subito se secondo lei la chiesa sarà in grado di ospitare le tante persone che arriveranno martedì. No, molto probabilmente no, perché il sindaco Conte mi parlava che ci saranno oltre 2000 persone, per cui molte dovranno rimanere all'esterno della chiesa. All'esterno della chiesa saranno installati dei microfoni che permetteranno comunque di seguire la cerimonia a chi non riuscirà ad entrare all'interno. Insomma, sarà una giornata importante per la città, per la chiesa, per quest'ultimo saluto di un uomo che ha segnato, comunque la si pensi, la storia di Treviso. Sì, l'ha segnata, soprattutto è stato un sindaco diverso da tutti i sindaci precedenti che abbiamo avuto, naturalmente rispettando anche gli altri, però Gentilini la sua scrivania non era a dentro Casugana, ma era in Piazza dei Signori, era in una trattoria, era fra la gente, fra coloro che gli chiedevano
qualsiasi cosa e lui cercava entro la giornata di dare una risposta concreta. Lei ha anche dei ricordi personali di Giancarlo Gentilini, quando la incontrava le chiedeva di cantargli una canzone? Sì, mi diceva sempre che io sa che io ero un tenore, allora quando si trovava con degli amici magari verso la sera o il pomeriggio lo trovavo seduto in qualche parte, allora mi faceva Gemeo cantami nessun dorma, e io con tutta naturalezza gliela cantavo e lui rimaneva così stupito e mi applaudiva. Cosa rimane in lei ma nella città di Giancarlo Gentilini? No, un gran ricordo, vi ripeto, di un sindaco fra la gente, e questo è stato un dono che ha avuto la città di Treviso, con tante carenze, per carità, da bombo, così era, perché era un po' certe volte era anche burbero nei suoi atteggiamenti, però era una persona che faceva del bene e della carità a chiunque gli chiedesse. Grazie davvero Flavio Moretto, custode della chiesa di San Nicolò. Lo lasciamo chiudere la chiesa, molti turisti hanno approfittato della nostra presenza per visitare la meraviglia di San Nicolò. Nicola, un passaggio su quanto accaduto ieri pomeriggio. C'è stata la manifestazione del Centro Sociale Django insieme ad altre associazioni, organizzazioni, ad alcuni partiti politici. Durante il corteo sono stati intonati diversi slogan in riferimento di Gentilini, fino all'arrivo in Piazza dei Signori sotto la prefettura, dove è stata posizionata una panchina verde, panchina che è stata un po' il simbolo dell'amministrazione Gentilini, quelle panchine che aveva tolto contro il bivacco, e insomma hanno voluto esporre questa panchina dicendo: noi lo vogliamo ricordare così Gentilini, perché non era quella la città che ci piaceva, ma vogliamo una Treviso più accogliente. Naturalmente, e non ci si poteva aspettare altro, visto che questi sono giorni particolari. Tutto è avvenuto, lo ricordiamo, proprio il giorno dopo della scomparsa di Gentilini. Forti le prese di posizioni a partire da Fratelli d'Italia, che hanno definito il corteo, vi leggo le parole, è in scena un attacco volgare e rispettoso alla memoria dell'ex sindaco Giancarlo Gentilini, che pur avendo fatto la storia di Treviso è stato oggetto di vili insulti, cori offensivi e provocazioni. Chi predica odio, insulta istituzioni, oltraggia i simboli della città, infanga la memoria di chi non può più difendersi, non può godere dell'ospitalità di uno spazio comunale. Questo è quello che ha detto Marina Bonotto, coordinatrice del circolo locale di Fratelli d'Italia, facendo riferimento al fatto che il centro sociale Django in questo momento occupi lo spazio pubblico a cui fa riferimento, è quello dell'ex caserma Piave. C'è stata poi, e ora ve le leggo Nicola, poi ti restituisco la linea, anche le dichiarazioni del sindaco Mario Conte. Cerco subito il suo comunicato per leggervi esattamente quanto dichiarato dal sindaco, proprio alla luce di quanto accaduto ieri pomeriggio. Ha detto: non è stato uno spettacolo edificante e rispettoso. Ha parlato di un episodio da dimenticare, volgare e grottesco. Là si può pensare diversamente, talvolta avere posizioni agli antipodi su alcuni temi, ma tutti da destra a sinistra hanno riconosciuto a Giancarlo Gentilini un ruolo da protagonista della storia della città di Treviso, e chiaramente non mancherà di far discutere quanto accaduto. Da San Nicolò è tutto, la linea può tornare a te, Nicola. Grazie davvero a Francesca Bozza e Francesca Pezzo. Noi adesso parliamo di politica, chissà come avrebbe poi commentato quella che sarà la scelta del candidato del centrodestra per le regionali Giancarlo Gentilini. Intanto il centro-sinistra incassa un altro no, quello di Achille Variati. Il mio nome non è in campo. Ringrazia per la stima e l'attenzione che si è riversata su di lui Achille Variati, già sindaco di Vicenza ed europarlamentare, tirato in ballo come candidato alla presidenza del Veneto per il Partito Democratico. Ma dopo il diniego dell'immunologa Antonella Viola, è Variati, storica colonna dei Dem, a chiamarsi fuori. 70 anni compiuti, non è più la mia stagione, dice. Nel centro-sinistra il confronto dunque continua per trovare un nome abbastanza solido. E questo mentre nello schieramento opposto ci si concentra sempre più sul segretario regionale della Lega Alberto Stefani. Il sottosegretario Massimo Bitonci lo sponsorizza in pieno. C'è un tema legato alla continuità rispetto al buon lavoro del presidente Zaia di questi anni e di tutta quanta la giunta, assessori e consiglieri regionali. C'è un tema molto importante che continuiamo a ripetere, che il centrodestra deve rimanere assolutamente unito,
a livello nazionale e soprattutto a livello veneto. Non mi risulta che ci siano per ora dei tavoli aperti. È chiaro che la Lega vuole un proprio candidato alla Regione Veneto in continuità con il Presidente Zaia. Si è fatto il nome di Alberto Stefani, del nostro segretario, una persona che ha assolutamente le carte in regola per fare il Presidente della Regione Veneto. Questo però non vuol dire che non ci siano anche altre persone preparate in Veneto che siano in grado di svolgere un ruolo così importante. Il sottosegretario leghista non abbandona neppure l'ipotesi che si riapra il dibattito sul terzo mandato ai governatori e anzi lascia pensare che qualcosa di nuovo possa accadere. Quando c'è l'elezione diretta della persona, la limitazione dei mandati non dovrebbe esserci, perché alla fine sono i cittadini quelli che decidano. Le possibilità ovviamente si restringono sempre più nel tempo, perché ci avviciniamo al momento in cui si dovrà decidere la data delle elezioni ed è una scelta che deve essere fatta in maniera condivisa a livello nazionale. Vediamo se ci sarà un'apertura nelle prossime settimane anche su questo fronte. Allora, pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta andremo a Venezia per una aggressione avvenuta ieri durante le celebrazioni del 25 aprile. Di nuovo in diretta l'ultima parte di Focus TG, una notizia di cronaca dell'ultima ora con una tragedia avvenuta a Sant'Orso, nel Vicentino. Un 58enne è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone. Sul luogo del drammatico incidente sono intervenuti un'ambulanza del SUEM, i vigili del fuoco del distaccamento di Schio e i carabinieri di Piovene Rocchette. In base alla prima ricostruzione l'uomo era salito sul tetto dello stabile, improvvisamente la copertura della struttura, come spesso purtroppo accade, ha ceduto e così l'uomo è caduto da un'altezza di circa 6 metri. Purtroppo nulla da fare per il 58enne, una tragedia sul lavoro proprio nel giorno in cui si parla di vittime del lavoro, in giorni in cui si parla di questo, di vittime del lavoro e degli infortuni sul lavoro, un'altra tragedia in Veneto, in questo caso nel Vicentino. A Venezia adesso, dove Anna Maria Parisi ci racconta di un episodio avvenuto ieri durante le manifestazioni del 25 aprile. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno Nicola, sì, sono con la nostra ospite Katia Margolis. Buongiorno Katia, l'artista russa di origine ebraica, militante, attivista, che ieri nel corso delle celebrazioni del 25 aprile qui a Venezia al ghetto, soltanto perché portava la bandiera ucraina, è stata violentemente aggredita da un gruppo di facinorosi di estrema sinistra che hanno tentato anche non solo di strapparle la bandiera, ma di dare fuoco alla bandiera mentre lei la teneva in mano. È così, Katia? Sì, ho raggiunto il corteo e tenevo questa bandiera ucraina perché per me è il simbolo della resistenza antifascista di oggi, di un popolo che resiste al regime fascista di Putin, e quindi sono stata improvvisamente aggredita anche via microfono. Ecco la bandiera ucraina che siete nazisti, sei nazista, e poi un ragazzo con l'accendino ha cercato di dar fuoco, io l'ho detto che non lo conveniva, un'altra ha cercato di strapparmi la bandiera ed era una veramente cosa spiacevole, soprattutto quel giorno che doveva segnare proprio memoria di antifascismo, di antiviolenza, dei valori democratici della libertà che Ucraina soprattutto difende adesso. Oltretutto Katia, lei è di origine ebraica e pur essendo russa comunque è una dissidente russa, è nel mirino del Cremlino. Sì, ovviamente, perché sostengo la causa ucraina fin dall'inizio dell'invasione, ricevo minacce, ricevo telefonate, ma è una cosa normale. Anche devo dire che la memoria di resistenza è una cosa, non è una memoria, un monumento, ma è una cosa di oggi, quindi anche oggi dobbiamo opporsi ai regimi fascisti e la bandiera ucraina per me simbolizza questo.
Katia, noi la ringraziamo perché sappiamo che per lei esporsi così tanto con una denuncia pubblica davanti alla TV nel momento in cui lei è cercata anche, ricercata dal Cremlino non è cosa da poco, quindi grazie per questo suo grandissimo coraggio, e poi sporgerà denuncia lunedì in questura? Assolutamente sì. Assolutamente sì, e grazie di avermi dato parola, perché veramente voglio dire ancora una volta, il 25 aprile l'antifascismo è una cosa di oggi e non è un monumento solo da venerare, ma una cosa da vivere con le proprie scelte di vita. Ecco, una donna veramente da ammirare, perché che si sia d'accordo con lei o meno, però porta avanti con grande dignità e forza i suoi ideali. Quindi grazie ancora a Katia Margolis. La linea torna con le immagini di Tommaso Migotta. A te, Nicola. Grazie a Anna Maria Parisi. Andiamo a vedere come è andata invece la festa della liberazione a Padova. È un giorno di pioggia, quello in cui si ricordano gli 80 anni dalla liberazione a Padova, un giorno che i sindacati, alla presenza del vice sindaco Andrea Michalizzi, hanno deciso di festeggiare insieme in ricordo dei tanti lavoratori che diedero un contributo fondamentale alla Resistenza. L'appuntamento in via Santa Lucia, dove il 17 agosto 1944, giorno in cui a Padova morirono 10 partigiani, qui ne furono impiccati 3. Il ruolo che ebbero le operaie, gli operai, le lavoratrici e i lavoratori, in particolare in questa città, Padova, fu un ruolo fondamentale. Non si poteva non celebrare questo momento in un contesto storico davvero pericoloso, pieno di rigurgiti, una democrazia che è in pericolo per un modello economico e sociale che rende molte persone sempre più povere, sempre più ai margini. È stato un momento e un movimento che dobbiamo assolutamente ricordarlo sempre, da tenere presente i giovani che, nonostante siano nati e indottrinati durante un ventennio, il più triste ventennio della nostra storia, però la voglia e il senso e il dovere di libertà ha prevalso e hanno iniziato la resistenza, che grazie a questo noi possiamo anche definirci persone libere. Perché questa non sia una giornata come qualcuno la definisce divisiva, bisogna che queste persone si definiscano una volta per tutte antifascisti, che significa amare la libertà, ridurre le disuguaglianze, mettere in condizione a tutti di avere le stesse opportunità. Questo significa essere antifascisti, e visto che hanno giurato sulla Costituzione è arrivato il momento che questo lo facciano con serenità, ma soprattutto con convinzione. Ma ieri è stato anche il momento della festa del Padova, rimanendo in città, il Padova che torna in Serie B. Francesco Rattai da Padova, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, dici bene, è stata una giornata particolare quella di Padova il 25 aprile. Siamo in Prato della Valle, dove ieri sera il popolo biancoscudato, più di 5.000 persone, hanno accolto gli uomini di mister Andreoletti, che arrivavano da Lumezzane, dove sul campo hanno guadagnato la promozione in Serie B, una promozione molto attesa, 6 stagioni in Serie C. Quest'anno finalmente il Padova, dopo aver sfiorato la promozione più volte, è riuscita ad guadagnarla aritmeticamente sul campo a fine campionato. 86 punti contro gli 83 del Vicenza hanno permesso appunto ai biancoscudati di qualificarsi automaticamente, senza dover passare da quello che è un pantano, i play-off. Ma ripercorriamo insieme quella che è stata la serata e il pomeriggio del popolo biancoscudato padovano. Una festa attesa 6 anni, una festa che arriva dopo 2 finali di play-off di Serie C perse, una festa biancoscudata per tutta la città. Grazie ad un pareggio e alla sconfitta del Vicenza a Trento, il calcio Padova è tornato in Serie B.
È mezzanotte quando i ragazzi di mister Andrioletti arrivano direttamente da Lumezzane in Prato della Valle, accolti da una folla in tripudio. Sulla terrazza del Foro Boario sono i calciatori stessi a intonare i cori, seguiti da una piazza piena di gioia per una promozione attesa da troppi anni. Nel pomeriggio l'urlo liberatorio al Parco della Musica, dove era stato allestito un maxi schermo per consentire a chi non ha potuto raggiungere Lumezzane di assistere all'ultima e decisiva giornata di un campionato dominato dal calcio Padova. È un'emozione indescrivibile. In classifica, sesta promozione è stato tanto bello. 8 anni di speranza che vada, le abbiamo perse tutte. Finalmente un anno di gioia. Finalmente! È stata una grande soddisfazione, siamo tutti felici, ma che festa! Bellissimo, bellissimo, bellissimo! Forti, grandi! Tanta sofferenza, ma ce l'abbiamo fatta! Forza Padova! I caroselli, i cori e i fumogeni si spostano in Prato della Valle, dove restano tutta la notte. Sì, meritata promozione in Serie B. Completamente meritata, sono anni che lo cerchiamo e finalmente è arrivata e siamo veramente felicissimi. Da Padova a Bassano, una Bassano che con la serie di ponti tra Pasqua 25 aprile e 1 maggio sta attirando tantissimi turisti in città. Buongiorno da Bassano del Grappa, con me c'è Alberto Borriero che è presidente dei commercianti della città di Bassano. Siamo nel cuore di una lunga serie di ponti, quello pasquale, quello del 25 aprile, è domenica domani, poi c'è il 1 maggio. Facciamo un primo bilancio, Presidente. Senz'altro c'è stato un ottimo afflusso turistico nonostante il cattivo tempo che comunque ha minato alcune giornate come quella di ieri, però le vacanze pianificate da tempo, quindi i parenti che vengono a trovare gli amici eccetera, quelli sono comunque venuti e come vedete stanno abitando il centro storico, quindi siamo soddisfatti della risposta turistica, siamo soddisfatti anche che finalmente si è capito che per fare lo sviluppo del territorio ci servono le infrastrutture e quindi vediamo anche che i flussi della pedemontana sono in crescita e quindi è un indizio in più per far capire che sul territorio bisogna investire nel lungo termine per avere poi un ritorno economico di affluenze. Bassano ha 2 caselli di uscita, est e ovest, appunto sulla superstrada pedemontana, e questo è certamente un forte richiamo, la rende più facilmente raggiungibile di quanto non fosse in passato. E Bassano rimane comunque sempre una novità. Io poco fa ho trovato degli spagnoli, insomma anche dall'estero, non solo dall'Italia. Esatto, diciamo che questa è una tendenza che negli ultimi 10 anni si è intensificata un po' in tutta Europa, quindi preferire i piccoli borghi come il nostro a contorno di mete più blasonate, quindi consideriamo che magari i turisti stranieri possono venire a visitare Venezia, Verona, Padova, ma sicuramente preferiscono pernottare in situazioni come quella del Bassanese o dintorni. Il pernottamento che è una anche delle fonti di introito per gli imprenditori, quindi non è solo un turismo toccata e fuga, c'è anche chi spende. Sì, c'è anche chi si ferma di più, consideriamo che adesso la media del pernottamento nel Bassanese è di 2 notti per arrivo, quindi sicuramente un dato base, quindi significa che le persone arrivano e si muovono nel territorio, ma speriamo che questo aumento, questo pernottamento medio possa aumentare nel tempo, anche magari arrivare a 3-4 giorni per conoscere meglio il nostro territorio che ha tanto da offrire. Territorio che possiamo intendere anche come città allargata, quindi come ricettività, gli spunti turistici, ambientali, insomma andiamo verso l'estate, quindi davvero qui c'è molto da offrire.
offrire, da proporre? C'è molto da offrire, consideriamo un turismo che può visitare la montagna, che può vivere il fiume, la pesca sportiva, il cicloturismo, il turismo culturale e soprattutto enogastronomico, quindi siamo in una culla di attrazioni, poi abbiamo anche tanti concerti, tanti intrattenimenti come opere estate e come anche tante realtà teatrali, quindi sicuramente possiamo dire che il territorio offre tantissimo e siamo a disposizione di chiunque voglia venire a visitarlo e conoscerlo. Cosa dice il meteo per i prossimi giorni? Il meteo staremo a vedere perché ha dato molte indicazioni contrastanti, quindi consigliamo di fare come si faceva una volta, uscire comunque, munirsi di un ombrello che non si sa mai e vivere la giornata. Grazie ad Alberto Boriero, presidente dei commercianti di Bassano del Grappa, Renzo Rigon alla parte tecnica, a voi la linea. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.